ora dal TG Sicilia le principali notizie di questa edizione. Un giovane fermato dai carabinieri di Marsala perché sospettato di essere l'autore dell'omicidio della madre. La donna è morta dopo essere precipitata da un balcone della sua abitazione. Il ragazzo interrogato per diverse ore. Nuovi sviluppi nel caso dell'omicidio di Ribera. Il sospettato del delitto durante l'interrogatorio ha ammesso che la Fiat Panda bianca, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, è la sua, ma ha negato che alla guida del mezzo al momento dell'agguato ci fosse lui. Non è ancora chiuso il caso della coppia trovata uccisa a colpi d'arma da fuoco il 5 maggio a Palermo. Gli inquirenti non sono convinti dell'ipotesi di omicidio-suicidio e indagano anche per duplice omicidio. La mafia di Camporeale usava le cantine, rapita là come un bancomat. Per la procura l'azienda, tra le più note in Sicilia, sarebbe stata completamente assoggettata a Cosa Nostra, la replica della società. Nessun rapporto con la mafia. La giustizia che fa discutere, semilibertà per il boss della Stidda di Gela, Orazio Paolello, nonostante 5 condanne per strage e 41 tra omicidi e tentati omicidi. Al TG Sicilia la vedova di un commerciante ucciso dal capomafia. Lungomare di Catania ha deturpato una fogna a cielo aperto, ammorba l'aria e rende intransitabile il marciapiede a ridosso della fermata della MTS. Intanto l'enorme voragine resta in bella mostra con tutti i rischi che ne derivano. Il calcio, in Casa Catania si guarda alla trasferta di Altamura e al futuro con l'ipotesi Torre del Grifo. La situazione resta ingarbugliata in Casa Messina, saltata la conferenza stampa della società che doveva dare spiegazioni sui contributi non versati. Dunque potrebbe profilarsi l'ennesimo dramma familiare a Marsala. Un giovane è stato fermato perché potrebbe aver spinto la madre dal balcone. Ci sono indagini in corso, bocche cucite sia dagli investigatori che dalla procura. Laura Spanò. Si profila un nuovo dramma familiare nel trapanese se i sospetti dei carabinieri trovassero conferme nelle prossime ore. A Marsala un giovane è stato posto in stato di fermo con l'accusa di omicidio. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori dell'Arma, infatti potrebbe essere stato lui a spingere la madre giù dal balcone della loro abitazione in via Guglielmo Oberdan, alla periferia della città. La donna, a seguito della caduta, è morta. A nulla è valso l'intervento immediato dei soccorritori giunti sul posto dopo l'allarme. Il giovane è stato ascoltato per diverse ore dagli inquirenti e dagli investigatori, al termine del quale è stato disposto il fermo. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che sono coordinati dal capo della procura di Marsala, Fernando Asero, assieme a 2 sostituti. Sulla convalida del fermo si dovrà pronunciare nelle prossime ore il GIP. Gli inquirenti mantengono il massimo riservo. E su questo caso c'è un'ansa, la donna non è caduta dal balcone a differenza di quanto è emerso in un primo momento, ma è morta in ospedale. Secondo quanto si apprende era stata ricoverata in seguito all'assunzione di alcuni farmaci. Pare che la donna avesse tentato di togliersi la vita. Dagli accertamenti fatti i medici avrebbero riscontrato un'emorragia interna provocata invece da lesioni alla milza. Nel corso delle indagini sarebbe emerso che il figlio, dopo una lite probabilmente scoppiata per questioni economiche, l'avrebbe picchiata provocandole le ferite che poi le sono state fatali. E parliamo dell'omicidio a Ribera. L'arrestato Ciro Ruvolo ammette che l'auto è sua, ma nega di essere stata alla guida. Davide Sardo. Nuovi sviluppi nel caso dell'omicidio di Mahjouba Imen, il giovane tunisino ucciso a Ribera, in provincia di Agrigento, la sera del 10 febbraio. Durante l'interrogatorio nel carcere di Sciacca, Ciro Ruvolo, il 51enne arrestato con l'accusa di omicidio volontario, ha ammesso che la Fiat Panda bianca, ripresa alle telecamere di videosorveglianza, è la sua, ma ha negato di essere stato lui alla guida al momento dell'agguato. Le immagini non avrebbero permesso di identificare con assoluta certezza il conducente, ma un elemento potrebbe rivelarsi decisivo per l'inchiesta. Chi era al volante indossava una felpa che, secondo gli investigatori, apparterrebbe senza dubbio all'indagato.
Ruvolo, detenuto nel carcere di Sciacca dallo scorso sabato, ha chiesto di rilasciare dichiarazioni spontanee, ma poi si è avvalso della facoltà di non rispondere, evitando di fornire ulteriori dettagli sulla sua versione dei fatti. All'interrogatorio erano presenti il giudice per le indagini preliminari Antonino Cucinella, il sostituto procuratore della Repubblica Alberto Gaiatto e i legali difensori di Ruvolo Antonio Palmieri e Aldo Rossi. L'inchiesta prosegue per chiarire eventuali responsabilità e dinamiche del delitto. E sarà eseguita domani all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Salvatore Maggiore, di 84 anni, l'anziano aggredito da 3 cani del vicino Incontrada Malfitano a Bagheria, in provincia di Palermo. Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato e coordinate dalla Procura di Termini Imerese. Intanto è stato convalidato il sequestro dei 3 cani. E non è ancora chiuso il caso della coppia trovata uccisa a colpi di arma da fuoco il 5 maggio scorso in un appartamento nella centralissima via Notarbartolo al Palermo. Gli inquirenti non sono convinti dell'ipotesi di un omicidio-suicidio e indagano anche per l'eventualità del duplice omicidio. Maglio Viola. Tornano a Palermo in un appartamento della centralissima via Notarbartolo i carabinieri del RIS di Messina, il gruppo investigazioni scientifiche. Lo hanno fatto la scorsa settimana con grande riservo per effettuare nuovi rilievi nell'immobile Teatro della Morte il 5 maggio scorso del commercialista Pietro Delia e della moglie l'agente di polizia municipale Laura Lupo. I 2 sono stati trovati dai vigili del fuoco privi di vita, entrambi uccisi con colpi d'arma da fuoco. La prima ipotesi degli inquirenti fu quella dell'omicidio-suicidio. La donna, tornata a casa dopo un periodo di separazione dal marito, al culmine di una lite avrebbe inseguito Pietro Delia nel corridoio sparandogli 4 volte e poi si sarebbe tolta la vita. I cadaveri furono trovati dai vigili del fuoco perché chiamati dalla figlia della coppia, che vive in un altro appartamento dello stesso stabile. Ma la prima ricostruzione non convince gli inquirenti. Delia è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco al torace e all'addome, non alle spalle, e dunque è improbabile che stesse fuggendo in corridoio. La donna poi presenta una ferita al collo ed una successiva alla testa, modalità anomale per un suicidio, così come la pistola trovata in mano sembrerebbe incompatibile col tipo di suicidio ipotizzato. Tutti elementi al centro degli accertamenti nuovi. I RIS hanno fatto acquisizioni anche a casa della figlia della coppia, ma i risultati di queste verifiche non sono ancora dirimenti. I dubbi restano, la perplessità del suicidio, ma anche sull'eventualità di un omicidio è ancora in piedi. In casa, infatti, non ci sono segni di effrazione. La mafia della provincia di Palermo si era infiltrata anche nel mondo della produzione vitivinicola di qualità. La famiglia mafiosa di Camporeale usava le cantine a Rapitalà come un bancomat per le necessità della cosca. In carcere 6 persone, indagato anche il sindaco del paese. Maglio Viola. Usata come il bancomat personale della cosca di Camporeale. Una delle più importanti aziende vitivinicole siciliane, la Rapitalà, sarebbe stata completamente assoggettata a Cosa Nostra, tanto che parte del gruppo dirigente dell'azienda intratteneva rapporti con i boss. Emerge da un capitolo inquietante dell'inchiesta sulla mafia di Camporeale che ieri ha portato in carcere 6 persone. Il capomafia detenuto mandava ordini attraverso la moglie al reggente della famiglia e controllava gli affari della cosca. Ma dalle intercettazioni emergono anche i rapporti con le cantine Rapitalà. La famiglia mafiosa di Camporeale, si legge nell'ordinanza firmata dal GIP, riceveva con cadenza mensile sia somme di denaro contante che altri beni provenienti dalla cantina tramite alcuni suoi dipendenti evidentemente contigui al sodalizio mafioso. Si trattava di vino, di carburanti e di altro. Nel tempo presso la cantina avrebbero lavorato oltre una dozzina di uomini della famiglia mafiosa. I soldi invece venivano versati al reggente Antonio Scardino, che li consegnava ad Anna Maria Colletti, la moglie del capomafia in carcere Antonino Sciortino. Il denaro serviva a pagare la difesa di Sciortino e a procurargli quel che occorreva. Dal carcere infatti Sciortino usava la moglie anche per portare ordini e disposizioni. Gli interessi della cosca nel vino riguardavano anche altre aziende, ma Rapitalà è certamente la più grande. Fondata da una famiglia di origini francesi nel 1968, la tenuta a Rapitalà oggi produce oltre 2,5 milioni di bottiglie ogni anno che vengono vendute in tutto il mondo. E l'azienda vitivinicola tenuta Rapitalà in una nota afferma la propria estraneità a contesti mafiosi e dichiara di essere a disposizione degli investigatori ed inquirenti per ogni accertamento opportuno e necessario.
Gela ha passato quasi 30 anni dietro le sbarre, molti dei quali al 41 bis. Ora Orazio Paolello, ex boss della STID, ha ottenuto la semilibertà, un provvedimento che riapre ferite profonde, soprattutto per chi ha perso tutto per la sua violenza. GR Italia. Un nome che fa paura, una scia di sangue che attraversa la storia della mafia siciliana. Orazio Paolello, oggi quasi sessantenne, ha ottenuto la semilibertà dopo decenni di carcere. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che ci siano le condizioni per un alleggerimento della pena. Così da oggi lavorerà in un'attività commerciale a Mantova per poi rientrare in cella ogni sera. Il suo passato è segnato da numeri agghiaccianti: 34 condanne, 5 per strage, 41 tra omicidi e tentati omicidi. Era lui a spingere per piegare i commercianti al pizzo, fino al tragico omicidio di Gaetano Giordano a Gela, estratto a sorte tra chi si era ribellato. E oggi proprio Franca, la vedova di Giordano, che ha trasformato il dolore in impegno nei percorsi di giustizia riparativa, racconta le sue sensazioni dopo questa decisione. Mi auguro che la sua scarcerazione sia intanto meritata, che lui possa essersi ravveduto per tutto quello che ha fatto, perché mi pare che non abbia solo sulle spalle l'omicidio di mio marito, e che se ha intrapreso un percorso, tra virgolette, di rinascita e di, che le posso dire, di acquisita nuova dignità, sono ben contenta per lui. Paolello da anni ha avviato un percorso di cambiamento, vicino a realtà come Nessuno Tocchi Caino, che lotta contro l'ergastolo stativo, ma non ha mai collaborato con la giustizia né ha mai chiesto perdono ai familiari delle vittime. È andata così, ma io non pretendo delle scuse, insomma queste sono circostanze in cui le scuse non fanno nessun effetto, ecco. Non so se mi piacerebbe avere la possibilità, ecco, sono sincera. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sul caso di presunti contributi all'ex sindaco di Avola, oggi deputato nazionale di Fratelli d'Italia, Cannata. Luca Ciliberti. Ci siamo autofinanziati per mantenere quella libertà e quella indipendenza che noi tutti ricerchiamo, quindi nell'attività politica. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sul caso di presunti contributi in contanti che alcuni ex consiglieri e assessori del comune di Avola avrebbero erogato all'ex sindaco, oggi deputato nazionale di Fratelli d'Italia, Luca Cannata, quando era primo cittadino. Il fascicolo riguarda atti non costituenti reato e quindi al momento senza indagati. Gli episodi evidenziati risalirebbero al periodo tra il 2017 e il 2022. Come si fa a mantenere la sede, il gazebo, a organizzare la serata per vedersi? Ci si autofinanzia, ma fanno tutti così, quindi non capisco neanche dove sta la novità. Io mi ricordo che quando iniziai a fare il consigliere comunale, mi ricordo che noi versavamo 30 euro, Luca, a testa, e tu eri uno di quelli che partecipava e metteva 30 euro per avere la nostra sede. Gli assessori mettevano invece 200, 300 euro, ognuno metteva quello che poteva e ognuno contribuiva. Cannata è convinto che queste rivelazioni alla stampa siano state divulgate con il solo scopo di screditarlo in un momento politico in cui proprio il deputato nazionale sta ricoprendo spazi importanti in Fratelli d'Italia in Sicilia. I vertici del partito, come ovviamente sanno, conoscono quella che è la mia attività da sempre, conoscono quello che è il nostro modo di agire e quindi in tal senso si lavora in condivisione in quello che è un percorso di rispetto delle norme e, ripeto, dell'etica, che per noi è fondamentale. Ad avvalorare le dichiarazioni del sindaco il fatto che queste rivelazioni siano circolate già in campagna elettorale nel 2022 attraverso numerose segnalazioni a più organi di stampa. Ma le antipatie purtroppo esistono, esiste il fuoco amico, esistono i cugini, in questo caso ex consiglieri che ora sono passati in Forza Italia e che tendono quindi di attaccare me perché magari pensano che così possono avere qualche voto in più di consenso, offuscando la mia immagine, o screditandomi o azionando una macchina del fango. Ma noi basiamo il nostro consenso da sempre sui fatti. Catania, arrestono stazionarie le condizioni del vigile urbano colto da malore mentre effettuava delle multe. Intanto l'opposizione incalza il sindaco, troppe auto e pochi parcheggi. Tonino De Mano. È in condizioni cliniche stazionarie ed è ancora in prognosi riservata il vigile urbano colto da malore mentre si confrontava con alcuni commercianti che si lamentavano per le multe fatte in via Gabriele D'Annunzio. Da lì l'infarto e la disperata corsa in ospedale. Sosta selvaggia, anarchia e inciviltà sono al centro di una polemica politica con l'opposizione che incalza l'amministrazione Trantino. Giornalmente sono 300.000 le auto che arrivano in centro a Catania, ma la città è veramente pronta a sostenere questi flussi e i servizi
servizi di trasporto sono adeguati? È una città dove Catania, dove mancano le infrastrutture, mancano i servizi. L'utilizzo indiscriminato di questo sistema potrebbe diventare una soluzione punitiva piuttosto che una soluzione reale al problema. E allora bisogna andare alla radice, bisogna investire in servizi e solo così possiamo andare realmente a risolvere questa problematica. E resta risolto il nodo dei parcheggi. Uno su tutti, quello di Piazza della Repubblica, ovviamente quello è un parcheggio di privati. Qui l'amministrazione non dà risposte e non ci spiega come si devono muovere i catanesi. Se poi consideriamo quelle che sono le corse della metro e soprattutto la possibilità dei disabili di accedere anche alle metro, la situazione è tragica. In via Etnea una sfilza di auto, una dietro l'altra, rigorosamente in sosta vietata ed un cartello che indica anche il divieto di transito per cicli e motocicli. Qualcuno lo rispetta e soprattutto c'è qualcuno che controlla? Lungomare deturpato, a Catania una fogna a cielo aperto, ammorba l'aria e rende intransitabile il marciapiede a ridosso della fermata della MTS. Intanto l'enorme voragine resta in bella mostra con tutti i rischi che ne derivano. Tonino De Mana. Da lungomare liberato con le iniziative sportive e culturali legate alla pedonalizzazione a lungomare deturpato, con il grigio del cielo e l'acqua delle pozzanghere che si confonde con la fogna a cielo aperto che attraversa il marciapiede e finisce dritto nel tombino. Odore nauseabondo che rende fastidiosa l'attesa del bus alla fermata, nella fattispecie del 534. È una delle tante segnalazioni arrivate in redazione, l'abbiamo vagliata ed abbiamo aspettato qualche giorno con la speranza che il disservizio potesse rientrare. Ed invece no. La fogna che vedete fuoriesce da questo muretto ricoperto dalla vegetazione e lo fa da una decina di giorni. Ci chiediamo, è possibile che nessuno veda? Ed invece è ben visibile, anche se ha perso l'attrattività dei primi giorni, l'enorme voragine apertasi sul lungomare. Restano le transenne ed approssimativi segnali di pericolo, alcuni illeggibili perché corrosi dalla salsedine, e sarebbe opportuno mettere in sicurezza tutta l'area perché l'assenza della ringhiera potrebbe rappresentare un serio rischio, soprattutto per i bambini. Poggiato a terra non passa inosservato un cartello di divieto di sosta per evento sportivo. Divieto di sosta per evento sportivo, mi sai dire quale? Il salto della fossa probabilmente, nella nuova categoria olimpica del 2028 a Los Angeles, non lo sa? Nuova disciplina olimpica, quale? Il salto della voragine. Dulcis in fundo, allagata anche la pista ciclabile. Assalto di turisti sull'Etna, il Codacons chiede regole e propone un decalogo perché il vulcano non è un parco giochi. Eva Spampinato. L'Etna non è un parco giochi. Il Codacons usa la parola che forse tutti avrebbero voluto dire in questi giorni, commentando le immagini dell'allegro assalto al vulcano per uno scatto sulla lava circondata dalla neve e illuminata dalla luna, ma che nessuno ha voluto pronunciare, utilizzando termini più diplomatici come invito alla prudenza. L'Associazione dei consumatori denuncia la situazione sempre più critica che si sta verificando sull'Etna, e non solo negli ultimi giorni, ma ogni fine settimana, quando migliaia di visitatori si riversano senza alcun controllo e senza le necessarie misure di sicurezza sui tornanti della montagna come sui sentieri innevati. L'assenza di regole chiare e di un coordinamento efficace tra le istituzioni sta trasformando l'area in una zona di pericolo per turisti e residenti, scrivono in una nota. L'associazione stila anche un decalogo con i consigli per una escursione sicura sul vulcano, dove le temperature estreme, i possibili crolli, la scarsa visibilità dovuta a nebbia e fumo e l'attività vulcanica possono trasformare un'escursione in una tragedia. È necessario un confronto immediato tra istituzioni, esperti e associazioni per stabilire regole chiare e garantire un accesso controllato alle aree più delicate, conclude il Codacons. Intanto il fronte lavico, partito dalla fessura alla base della Bocca Nuova a quota 3.000 metri, rimane fermo a quota 1850 e anche l'attività dello Stromboli, che non è collegata, rientra nella norma. E se non sono bastate le ordinanze dei sindaci a fermare le frotte di curiosi, ci ha pensato il meteo. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio. Il Catania prepara la terza trasferta del mese in Puglia. Domenica i rossazzurri giocano in casa dell'Altamura. La dirigenza prende in considerazione Torre del Grifo. Marco Carli.
Dopo Cerignola e Monopoli, un'altra trasferta pugliese per il Catania. Domenica rossazzurri sul campo dell'Altamura, squadra neopromossa che da dicembre, dopo aver giocato per quasi mezza stagione le gare interne al San Nicola di Bari, è tornata nella propria casa, lo Stadio d'Angelo, riadattato per ospitare partite di C. A proposito di casa, negli ultimi giorni per il Catania si è parlato molto di Torre del Grifo. L'interesse è concreto, la visita di domenica con Pelligra e fratello Paul e Grella è servita per rafforzare l'opinione. A inizio marzo si dovrebbe entrare nel vivo dell'operazione con un Pelligra che raccontano, dopo la contestazione post-casertana, ancora più convinto di investire partendo proprio dalla sede. Qualora Torre del Grifo tornasse ad essere casa, si stanno tentando di capire i passi successivi. 2 strade: rimettere velocemente in funzione i 2 campi in erba, lo spogliatoio e le sale relative alla preparazione, solo costi in tal senso ma minori, oppure riaprire anche il polifunzionale, in tal caso costi maggiori, ma anche ricavi a copertura parziale dell'investimento. Vedremo come la questione si svilupperà a partire appunto da marzo. Intanto c'è da portare avanti questa stagione con le difficoltà relative acuite dal pareggio interno con la Casertana. Toscano, al rientro dalla squalifica, vuole replicare ad Altamura, trasferta aperta ai tifosi etnei, il risultato di Monopoli per rilanciare la corsa playoff in attesa delle decisioni soprattutto sulla Turris, che ridisegnerebbero la classifica. Alcuni giocatori tornano ad eseguire parte del lavoro con la squadra, quelli annunciati dall'allenatore, ma si va verso un 11 del tutto simile a quello schierato nelle ultime 2 partite. A Messina situazione sempre più ingarbugliata dopo la conferenza stampa della squadra di ieri sera. Stamattina 2 dirigenti hanno fatto partire una colletta. Francesco Triolo. Doveva essere la giornata delle spiegazioni, quelle che la proprietà di AAD Invest voleva e deve dare ad una città intera dopo il mancato pagamento degli oneri a INPS e Fisco, e che costeranno al Messina una penalizzazione tra i 2 di 6 punti in classifica. Quelle spiegazioni però non sono arrivate perché la prevista conferenza stampa del presidente Stefano Alaimo è stata annullata per un attacco febbrile dello stesso referente della società, che ha acquisito l'80% delle quote dell'ACR. L'unica spiegazione è quella che la AAD Invest ha dato attraverso una nota sul proprio sito, addebitando il problema del mancato pagamento ad un blocco dei conti correnti per il caso Deinz in Belgio. Una motivazione che non ha convinto. La conferenza stampa della squadra di ieri pomeriggio quindi è l'ultimo capitolo di un libro che tutto l'ambiente ha timore a sfogliare, anzi il penultimo, perché stamattina la situazione non è certo migliorata, piuttosto si è fatta ancora più delicata. A lanciare un autentico appello sono stati 2 dirigenti dell'ACR Messina, il consulente Francesco Lafauci e l'addetto stampa Davide Gambale, che attraverso i social hanno lanciato l'hashtag Salviamo la biancoscudata, allegando una distinta che certifica l'avvenuto versamento di una donazione al club per il pagamento dei contributi, nella speranza di limitare il danno della penalizzazione. Senza una voce della proprietà e senza atti concreti, ha tutte le sembianze di un disperato tentativo in extremis. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.